Bentornati a Spazio Volontariato, il nostro spazio appunto di approfondimento dedicato al volontariato, alle attività delle associazioni nella nostra provincia. E ancora una volta abbiamo una puntata in cui parleremo di volontariato con la viva voce di volontari appunto di un'associazione del nostro territorio. L'associazione che ospitiamo per questa puntata è l'associazione San Vincenzo De Paoli, un'associazione molto nota soprattutto per le attività legate al mondo della povertà, del disagio, ma in realtà attiva in numerosi settori, tutti legati appunto al tema dell'emarginazione, della solitudine delle persone che hanno bisogno anche solamente di ascolto e di conforto. Ma farei raccontare appunto l'associazione ai nostri ospiti e li presento. Abbiamo il presidente dell'associazione, il professor Giuseppe Amato, e il responsabile dell'attività in ospedale, che poi racconteremo, Francesco Rossin. Io partirei direttamente appunto raccontando che cos'è la San Vincenzo e giro a lei questa domanda. Tanto grazie dell'ospitalità. La San Vincenzo, come lei sa, opera nel territorio da oltre 150 anni, una ricorrenza che abbiamo festeggiato anche un paio d'anni fa. E l'attenzione privilegiata è stata sempre ai poveri, sin dal suo nascere, dalla fondazione che risale a Federico Ozanam, un giovane studente universitario che alla sequela di San Vincenzo De Paoli dedicò tutta la sua vita a questa attenzione privilegiata ai poveri. Ecco, creò delle realtà che chiamò conferenze e tuttora conserva in tutto il territorio internazionale, perché la sede principale è a Parigi, poi abbiamo la sede nazionale a Roma e noi qui siamo a coordinare i servizi della provincia di Rovigo. E vediamo che tuttora abbiamo oltre 300 vincenziani nel territorio, abbiamo diversi gruppi in alcune parrocchie della diocesi, oltre alla sede locale della città di Rovigo presso il Don Bosco, che noi chiamiamo Porta Amica, dove distribuiamo dei servizi verso le persone bisognose con elargizione di alimenti, indumenti e quant'altro di prima necessità. E poi da 7 anni a questa parte, che andremo a festeggiare proprio il 28 prossimo, completiamo 7 anni del servizio della mensa dei poveri serale, che era un'esigenza che nel territorio era impellente perché molte persone rischiavano di non cenare la sera, insomma, ecco. Esatto, forse il servizio più conosciuto a Rovigo è uno dei servizi anche più importanti verso le persone in difficoltà economiche, le persone povere di fatto, questa appunto attività di mensa serale. E è importante ricordare, come appunto accennava prima, che la San Vincenzo poi è presente capillarmente nel territorio con numerosi gruppi locali. Sì, difatti è una cosa che ci ha sorpreso, questa risonanza che la mensa ha avuto nel territorio, però io sarei per ricordare, come lei ha fatto, che nel territorio effettivamente sono dei gruppi locali che operano nello stile tradizionale, che anzi sarebbe da rivalutare, perché mentre quando i poveri si rivolgono alla nostra struttura spesso e volentieri hanno e subiscono anche una mortificazione al presentarsi, invece in un rapporto che viene attuato nella comunità parrocchiale è il volontario, il vincenziano che si reca al domicilio della persona bisognosa, quindi si riesce a realizzare una relazione di amicizia, se non di fraternità, dove il padrone di casa è il povero che quindi accoglie la persona e quindi non è in quello stato di subordinazione che magari viene a trovarsi quando invece viene a allungare la mano per chiedere. Possiamo dire che le San Vincenzo poi nel territorio sono una sorta di presidio anche che consente, come dire, di controllare un brutto termine, ma appunto avere un contatto diretto con le persone che hanno bisogno e quindi anche offrire non solo compagnia ma anche, come dire, garantire che se hanno bisogno poi dopo siano monitorate, ecco, abbiano una persona che sa che hanno bisogno e che le può seguire. E poi dopo appunto però c'è questa attività che, come dicevamo, forse ha un risalto superiore, ma questo è appunto un classico effetto del volontariato, un po' invisibile su alcune altre attività, molto visibile su alcune, perché poi la mensa è visibile dall'esterno, quindi però c'è questa attività a fianco dei poveri. Dicevamo appunto la mensa che completa quindi i servizi, è un servizio indispensabile per chi appunto vive, soprattutto per chi vive per strada, e poi c'è questo servizio Porta Amica, sì, mattutino. Noi lì abbiamo visto che con l'accrescere dei bisogni proprio che sono avuti nel territorio,
e non soltanto in questi ultimi anni dovuti alla crisi, ma anche andando un po' in là, potremmo dire dall'inizio dell'immigrazione che si è avuta anche nel nostro Polesine, i disagi sono aumentati e con questi accresciute anche le persone che vengono a bussare a Portamica. Noi fortunatamente siamo riusciti a realizzare delle convenzioni, in particolare con la Fondazione del Banco Alimentare, dove mensilmente ci rechiamo a Verona, dove c'è il deposito e ci fornisce dei quantitativi di alimenti di prima necessità con cui riusciamo a soddisfare un po' le richieste, almeno negli elementi essenziali, di circa 600 famiglie del territorio. Poi abbiamo anche invece anche il servizio di distribuzione di indumenti, quello viene effettuato grazie alla generosità e alla sensibilità delle persone locali, perché magari si potrebbe pensare che avendo il cassonetto sotto casa si potrebbe buttare lo scarto o l'indumento non più soddisfacente, e invece le persone vedo che molto volentieri, anche dopo averlo lavato e ordinato, vengono a portarci dei capi in buon ordine che sono molto preziosi, perché sono delle famiglie che vengono a chiederci e ne fanno un gran uso anche di questo. Un risvolto ecologico, nel senso che invece sì, di buttare via l'indumento che non usiamo più, lo possiamo trasformare in qualcosa di utile per gli altri senza mandarlo in discarica, che poi è un costo che si percuote anche sulla collettività, ed è certamente ha una funzione sociale indiscutibile. Dopo potremmo completare il quadro nel campo così di quello che è queste esigenze estreme, anche di povertà estreme, con altri progetti che abbiamo realizzato. Vedo qui anche ben esposto il cartellone che sponsorizza anche questo programma del Centro Servizio del Volontariato, che grazie a questo centro e alle risorse che riesce a avere attraverso le fondazioni, insomma il fondo regionale, riusciamo a realizzare dei progetti ambiziosi che altrimenti sicuramente non sarebbero alla nostra portata. Quindi diciamo, oltre alla mensa, noi per diversi anni abbiamo realizzato il progetto Emergenza Freddo, che invece dall'anno scorso è diventato proprio un progetto aperto tutto l'anno. E proprio domattina in provincia avremo un incontro con la provincia, appunto il comune, l'Ater e la fondazione della Cassa di Risparmio, perché assieme a un ulteriore progetto che presenteremo come centro di servizio riusciremo a gestire per un altro anno un asilo notturno con 8 posti letto per persone che dormirebbero in strada, come in passato dormivano su una panchina o piuttosto che sotto un treno fermo lì a un binario della stazione. Quindi anche questi sono progetti forse poco conosciuti nel territorio, ma che... Poco conosciuti forse perché poco visibili, forse anche la stessa povertà è poco visibile, stranamente a Rovigo, però c'è, evidentemente c'è, perché... Diciamo è il nostro comandamento, no? Quello di non sapere la tua destra con le fa a sinistra, viceversa, perché sarebbe quello anzi lo stile... Però appunto c'è anche questo servizio molto importante, ed è una cosa positiva appunto che si sia usciti dalla fase della sola emergenza freddo, diciamo, per dare un servizio stabile tutto l'anno a chi non ha appunto un posto in cui dormire. E poi c'è un altro campo in cui opera la San Vincenzo, che è quello dell'assistenza in ospedale. Girerei appunto la domanda su che cosa fa la San Vincenzo in ambito ospedaliero, appunto a lei Francesco, che si occupa appunto specificamente di questo settore. Sì, diciamo che un'opera speciale del San Vincenzo è giusto appunto il volontariato ospedaliero, che è svolto presso qui a Rovigo l'ospedale civile di Rovigo, ma analogo servizio viene svolto anche presso le case di riposo. Presso le case di riposo è partito nel lontano 1984, se non vado errato, e nell'86 è partito presso l'ospedale civile di Rovigo con una convenzione stipulata allora e che poi è stata rinnovata di anno in anno. Quindi anche qui avete appena compiuto un traguardo, per cui avete appena festeggiato i 25 anni di... Si è partiti inizialmente con una cinquantina di persone, che non sono poche, poi nel tempo ci sono stati alti e bassi, attualmente effettivi operativi, perché iscritti ce ne sono di più,
Ci sono una quindicina di persone. Presenti mediamente nel corso della settimana noi abbiamo una decina di persone. Una decina di persone che presta la propria opera, il proprio servizio per 1 ora, 2 ore, diciamo, ecco, al giorno. Quindi possiamo dire che tutti i giorni sono coperti. Alcune persone, un paio oggi come oggi, prestano il loro servizio in orario mattutino dalle 11:30 alle 12:30. Perché dalle 11:30? Perché prima è praticamente impossibile poter entrare nei reparti per non andare a disturbare l'opera dei visite, medici. Appunto, sì. Dei medici, ecco. E il servizio principale che viene offerto, ecco, a mezzogiorno è quello dell'aiuto ai pasti. Perché? Perché gli ammalati hanno molta difficoltà nell'orario del mezzogiorno a poter avere vicino i familiari che li possono aiutare nel dargli, diciamo, ecco, da mangiare, in quanto molto spesso chi si trova in determinati reparti diciamo più sensibili, quali quello di lungodegenza, quello di geriatria, ma anche quello di oncologia, medicina o anche, diciamo, cardiologia, molto spesso non sono in grado di poter mangiare da soli. Un numero invece più consistente, ecco, di volontari opera nel corso della serata. Nel corso della serata perché fortunatamente noi abbiamo la possibilità di poter avere volontari molto giovani, dai 20 ai 30 anni. In passato invece erano molto più frequenti volontari con una età molto più avanzata, vale a dire sì. la più parte pensionati, diciamo. Ecco. Naturalmente. Oggi con i giovani siamo anche stati in grado di migliorare il nostro servizio, perché l'approccio del giovane alle volte è molto diverso, diciamo, da quello della persona anziana. Quindi riusciamo a dare anche un servizio migliore. Qual è questo servizio, ecco, che noi andiamo ad offrire agli ammalati? Che molto spesso non è che hanno bisogno, diciamo, di molte cose, ma però hanno bisogno di quei piccoli gesti che renda la loro permanenza all'interno dell'ospedale un attimino, diciamo, ecco, migliore. Quale? Per esempio quello di di rimboccare un attimo il letto, quello di potergli dare e allungare il bicchiere quando hanno sete, quello eventualmente di andargli a comprare il giornale quando hanno bisogno oppure voglia, ecco, di leggere qualcosa, oppure, ecco, per alcuni, e qui si parla dei reparti dove ci sono gli ammalati più gravi, pensiamo per esempio al reparto di oncologia, quello solo di essere presenti, quelli di ascoltare l'ammalato quando magari ci vuol dire qualcosa, ma nel tempo stesso quasi, se parliamo noi, ecco, lo disturbiamo. Può sembrare una cosa di poco conto ed invece in modo particolare i familiari ci hanno detto che sono cose per gli ammalati molto importanti. Poter scaricare da parte dell'ammalato un po', diciamo, di quella tensione accumulata durante la giornata è un qualcosa che rende la loro permanenza, diciamo, ecco, un attimino migliore.